50 centesimi al litro contro la media italiana di 39. Sta tutto qui il sostegno della latteria di Soligo e i suoi allevatori del dopo quote latte, soprattutto nel pieno del mercato libero per l'oro bianco. 200 le stalle che possono contare su questa retribuzione indispensabile per molti per non chiudere. È uno dei punti toccati durante l'assemblea dei soci di oggi chiamata ad approvare il bilancio. Abbiamo un aumento del fatturato del 6%, abbiamo raccolto latte dei nostri soci conferitori più l'8%, e abbiamo cercato di razionalizzare bene le nostre produzioni all'interno. Latte che può essere adeguatamente remunerato perché l'obiettivo non è la quantità ma la qualità. I successi non arrivano in un minuto, ma naturalmente si costruiscono con l'università. Puntiamo molto sui prodotti salutistici, puntiamo molto anche su quello che è latte qualità verificata, marchio della Regione Veneto, no? Che fa sì che i nostri allevatori seguano delle linee ben precise di alimentazione degli animali. Insomma, io credo che tutto questo ci abbia permesso di fare questo risultato.